Secondo me è un'indagine che rischia di partire zoppa. Il rilievo mediatico dato al caso dell'assistente sanitaria della Madonnina che avrebbe finto di vaccinare centinaia di bambini gettando via il siero delle fiale rischia, anche se la procura dovesse riaprire un'indagine già archiviata, di inficiare il lavoro della magistratura. Non nasconde il suo disappunto il procuratore capo Michele Dalla Costa. L'ULSS dice avrebbe dovuto tenere sotto traccia i risultati dell'indagine interna che hanno portato a verificare il mancato vaccino di 500 bambini. E invece, contestualmente alla comunicazione a Palazzo di Giustizia, la notizia ha fatto il giro d'Italia. L'indagine sarà un po' compromessa da questa conferenza stampa che è stata fatta. Procura che mette le mani avanti dopo lo sdegno generale per l'archiviazione del fascicolo a carico dell'assistente dell'azienda sanitaria. La deputata Dem Simonetta Rubinato ha invitato a una riflessione su come sia stato possibile concludere con un nulla di fatto, sottolineando invece come sia stata l'ostinazione del dirigente dell'ufficio di prevenzione, il dottor Giovanni Gallo, a supplire alla magistratura e ad arrivare in fondo alla vicenda, che ora anche la procura ha ripreso in mano. E noi abbiamo ricevuto questa segnalazione da parte dell'ASL dopo l'avvenuta archiviazione della prima denuncia, e adesso questo materiale è all'esame del magistrato che aveva chiesto e ottenuto l'archiviazione del procedimento per vedere se è il caso di riaprire le indagini. Bisognerà vedere se i nuovi elementi consentiranno in ogni caso di attribuire alla persona segnalata dall'ASL il comportamento appunto infedele come è stato ritenuto.